che mi stanno facendo la statua mia pure. Altro che Saturno. Saturno. Il prossimo anno la statua sarà con la tua faccia ed è quanto dire. Avevo 20 anni che faccio proprio Saturno. Mi tocca. Sul palco di piazza ex mercato del pesce. Esatto. Qui live a Trapani. Signore e signori, Salvaggio! Buonasera a tutti! Minchia, sentiamo la piazza, cose di forte. Scusate, avvicinatevi però. Sta cosa che siamo lontani. No, Antone è il Monsignore che disse il Natale, più uniti. Ecco, venite, che c'è più cavolo pure. Se vi unite. Bello, stringe, guarda che bello, verità. Ah, vedi che il pino, vedi che bello il calore, guarda che ci sono 3.000 cristiani, guarda. No, anche per Telesud, ora se fa una bella inquadratura, oltre alla mia tigna si vede giustamente. Ah, guarda che bello, c'è il Natale, facciamo un applauso ancora qua ai maestri cassatari. Esatto. Questo è, diciamo, un augurio a non fare cassate, diciamo, per questo periodo, esatto. Va bene, allora buonasera, benvenuti. Prima di cominciare sapete che uso e rituale fare il mio di riconoscimento, vediamo se lo sapete fare. 1, 2, 3. Devo dire che non è male, però siccome sono uno che mi piace farlo bene, sapete come si fa? Si prende un bel respiro, senza esagerare, perché voi prima di venire qua avete mangiato tutti, ancora c'è la salsiccia qua, capito? Non è grazioso. Perciò vedi una schioppettata, fatelo tutti insieme, anche tutti quelli che sono a casa, ricordiamo che siamo in diretta su Telesud, perché io lo dico sempre, chi non fa gli succede, un signore di solito un annetto di disgrazia, ve lo dico un nome, sta lì tutto a toccare cose, ma perché noi siciliani crediamo ancora a queste cose, no, però ora lo faranno tutte, giusto? Guarda il mio 3, la concentrazione, 1, silenzio di tomba, Talia, 2 e 3, ma fate un bel applauso, guarda che meraviglia. Allora, grazie, facciamo uno spettacolo un po' più social, come si usa per adesso. Se dalla regia partiamo con le immagini, allora vi facciamo vedere come, ecco qua, adesso cambia l'immagine e partiamo, ecco, con il Natale. Adesso c'è Babbo Natale, no, questo è un messaggio che onestamente diciamo che c'è un po' di crisi, questo è un Babbo Natale mischino che sta cercando, perché c'è crisi, diciamoci la verità, la crisi si vede in Italia. Tra l'altro non so se sapete, quest'anno ci saranno no, ora no, lei mi consuma se c'è una cosa, ora siamo romanati, no, mettiamola a gioco, appena finisco, se lei ci dà la cassata, finì lo spettacolo. No, niente ci fa, la mettessi, guarda, con tutto ora, no, ma ve la diamo a tutti, no, attenzione, dopo lo spettacolo, prima vi faccio ridere e poi col dolce, se no è chiaro non cangavo, no, non è il periodo. Già che io qua ho un odore che già mi sta venendo un diabete solo dall'odore che chiara cade. Ah, vabbè, voi lavorate, perciò dicevo, è un periodo di crisi. Non so se sapete tutte le scadenze che ci sono a fine anno. Ora c'è l'IMU, la TARES, l'addizionale comunale, non so chi ha fatto la rottamazione, insomma, con tutte le tasse che ci sono da pagare a fine anno in Italia, l'unico che arriva a fine mese, sapete chi è? Il calendario, solo io non ci arriva il calendario. Guarda che meraviglia, fate pure l'applauso, guarda, ride l'applauso, andiamo avanti con le foto, vai. Però, malgrado la crisi, quest'anno faremo sempre i soliti regali di Natale. Ora, ogni anno, io lo dico, abbiamo questa classifica dei regali più inutili che riceviamo, perché ogni volta questi regali, allora, diciamo che al top della classifica i peggiori sono la sciarpa, la cravatta, poi c'è la lista, il portachiavi, vedi, tutti questi qua. Io sapete che cosa l'anno scorso, che cosa ho ricevuto io sotto l'albero di Natale? Uno shampoo, mi ha regalato un shampoo, tu mangi, un shampoo, e usaggio. Ma la cosa bella non è tanto quello, poi c'è l'usanza di riciclare i regali. Signora, ci sono dei panettoni, non si capisce, cioè tu li regali dopo 10 anni mi torno a narrare lo stesso panettone, ma chi sto già regalato io? Addirittura a mio figlio ci siamo accorti di un regalo riciclato perché gli hanno regalato
Sapete questo portafoglio di ecopelle, colore, questo cachi scoloruto, se si capisce? Lo sapete come ce ne siamo accorti che l'ha riciclato? Perché noi quando regaliamo un portafoglio in Sicilia, soprattutto in Italia, per portafortuna, mettiamo dei soldi, no? Perché sennò, lo sapete il bambino che ci ha trovato dentro il portafoglio? 1000 lire! Chi antiche! Che figurati da quando girava sto cosone! Andiamo avanti con le foto, dai, vediamo. Ah, guarda che bello l'albero di Natale, vedete un albero è lì, l'albero la cassata, anche quest'anno abbiamo questa cosa dell'albero di Natale, però per noi maschietti, diciamoci la verità, erano dei momenti peggiori dell'anno, perché a chi tocca prendere tutte cose dalla cantina per fare l'albero di Natale? A nuoce mascole, le donne non ci vanno. Se forse io c'è la cantina, mia moglie scendi giù, scinno, nella cantina c'è una confusione, poi trovi st'albero tutto arrunchiato perché deve stare dentro lo scatolo, poi c'è chiani st'albero, proprio tutte queste cose, poi c'è mia moglie ogni anno a cangiare i palli. Perché c'è la moda, un anno va la moda alle palle rosse, un anno chi di bianche, un anno chi di dorate, insomma sto albero è un giramento di palle continuo, sto albero di Natale. E poi la cosa bella, dopo che tu stai giorni a chiami, scini, pigli le palle, arrivano i parenti, ma che bello questo albero di Natale, e tua moglie che si picchia tutti i complimenti, e tu da come un gradino, cioè io che mi sono messo in ferie per poter fare l'albero di Natale. Io per esempio ho lasciato libertà, tu è inutile che alle donne ci dici tu ci metti la pellina, dopo un minuto di trasito, no qua ci sta male, e ti sposto subito, cioè è inutile, non lo fate l'albero di Natale perché ve lo spostano tutti. Una cosa così ci stiamo a fare una cosa sola, un puntale. Sul puntale mi sono impuntato. E signori quest'anno ci ho messo un puntale, ma talmente alto che addirittura ci picchio Sky, direttamente con l'albero di Natale picchio Sky. Andiamo avanti con le foto, vediamo cosa c'è. Il Natale, ah, ecco qua, vedi? Ah, dice sul lasagna, questo è il miracolo di Santo Stefano. Voi sapete che noi dopo che mangiamo 24, 25, poi in teoria in Italia si usa fare il brodino il 26, perché tu col brodino, e ogni anno sarà Santo Stefano, in Sicilia c'è il miracolo, che i tortellini in brodo diventano lasagna a forno, non si sa come è sto fatto. Noi abbiamo il pensiero del cibo, diciamoci la verità, prima c'era Monsignore giustamente il Natale, o siciliano hanno un pensiero mangiare, per l'altro Natale mangiare. Io ogni anno sento sempre le stesse discussioni, quando c'è da fare il menù le donne ti dicono non facciamo come l'anno scorso, che poi abbiamo buttato un sacco di cose, che abbiamo lasciato chi, poi appena c'è da fare il menù, due antipasto la va a fare, due primo la va a fare, due secondo la va a fare, due di chili, quanto mangiare al resto, gli avanzi, noi con gli avanzi del pranzo di Natale in Sicilia c'è gente che ci mangia fino a Pasqua, cioè figurati, e che poi le surgela, si trovano frigoriferi, ma cose da pazzi. E poi io dico sempre, quando noi mangiamo così tanto, poi ci viene il famoso senso del rimorso, no? Che tu mangi da panza, non ti può usare, ma mia, ma perché a dieta? Lo sapete, adesso ci aiuta la tecnologia, c'è un'applicazione addirittura che tu te la scarichi sui telefonini e tu gli metti le cose che hai mangiato e lui ti calcola il percorso a piedi che devi fare per smaltire le calorie acquisite. Lo sai fare io, veramente. No, guardate che sto scherzando, l'anno scorso la sera dopo il Natale scendo, mi metti i scarpe di tennis, pronto, allora da Palermo vado sull'applicazione, c'è un menu di tutte le cose, c'era scritto che c'è un menu, c'era antipasto con i gamberi senza salsa rosa, melenzane, caponate melenzane, poi c'era pasta a forno, pasta chisaglie, le pasticci lasagne, coniglio di patate, salsa di patate, carne di patate, tutto tanto patate non si mangia perché come mangia patate non muore mai, c'è patate un necchiè. Poi c'era cassata, caffè, ammazza qualcuno, c'era di tutto e poi ci messi ok. No, aspetta, e mi aspettavo il percorso a piedi che dovevo fare per smaltire le calorie acquisite da Palermo. O sapete chi mi spuntò il telefono? Roma mi spuntò, signore! Roma! Minchia, vieni a dire a Roma! Guarda, per la desolazione, sapete che feci? Me ne acchiariamo sopra e mi mangiamo un panettone. Ma la fantastica! Andiamo avanti con le foto. Ma questo periodo, signore e signori, è bello perché è il periodo dei saldi.
In Sicilia cominceranno, mi pare, dal 2, dal 2 in Sicilia hanno anticipato in tutta Italia e dal 5, anche se già che fanno, che c'è bisogno di aspettare lo 2, che lo sconto lo fanno tutti, però diciamo ufficialmente in tutte le regioni d'Italia gli sconti cominceranno dal 5 e finiranno gli sconti a metà marzo. Sono qualche paese tipo come il Trentino Alto Adige che ha 2 settimane, ma in Sicilia finiranno a marzo. E per noi maschi ritornano ai uomini, è il periodo peggiore dell'anno. E quando la moglie ti chiama e ti dice amore, quando ti dice amore, sono cose tinte, che c'è? Dice mi accompagni al centro commerciale, tu che ci dici? Andiamo no centro commerciale, tu già sei un po' controvoglia, ma la parola che ti agghiaccia è che mentre che stai per uscire ti dice amore, non dimenticare la carta di credito. Io che prima che carta di credito, per me è la carta di svenimento, perché ogni volta che mi arriva l'estratto conto mi viene un collasso, mi viene a mia. Dice, paga, bene, le donne quando vanno al centro commerciale si trasformano, diventano più belle, diventano maciste. A casa, tale picchiamo a spesa mi fa male un braccio, non posso camminare, in che centro commerciale, in che corse, tu le chiedi assicurare, non sentono fatica, non si stancano mai. Guardate che è una cosa impressionante. Poi tu qualsiasi cosa fai al centro commerciale, non è per esempio quando le donne entri nel camerino sei rovinato. Perché quando lei esce e si prova una cosa, esce e ti dice come mi sta? Allora, se tu ci dici ti stai bene, ti sta bene, io ti rispondo, ecco, me lo dici perché te ne vuoi andare, e ti sta bene. Se tu invece ci dici ma onestamente ti sta male, ecco, di moda non ne capisci niente, cioè capisci? L'altra volta una commessa mi disse come ci sta il vestito a sua moglie, ci dissi mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere e basta. E di commercio, Pino, andiamo avanti con le foto, guarda. Ecco le donne che fanno shopping e vai avanti. Esatto, il problema, no, perché poi i mariti, le donne stanno ore, stanno 8 ore, tutti i negozi, vanno a tagliare tutti i negozi. No, marito ci sente, mischini sti mariti abbandonati ai centri commerciali. Ora abbiamo una piccola classifica, vi faccio guardare il viso, con gli occhi proprio nel vuoto. Andiamo avanti con le foto, vi faccio vedere una... Ecco, te l'hai chiesto. Questo l'indiano che sta assettato, che odora, un sacco non si infelostirita, onestamente sta odorando, però diciamo voglio dire là, andiamo avanti, guardate, poi cominciamo a crollare, tale che noi si assettò nella scala, c'è scritto sale ma che noi sta scendendo proprio, mi sono già così, andiamo avanti con le foto. Ecco, questo già, guarda la pubblicità di questo poltrone sofà, proprio Ron direttamente, guarda, questo che fece, questo mi sa addirittura il carrello come appoggiapiedi, e si curcò direttamente, ma poi la fine che facciamo in tutti è questa qua, il defunto, da lì, questo proprio conzato per morto, ma sì, che tra l'altro questo dei saldi, come dico sempre io, per noi comici è il miglior periodo, perché possiamo fare battute scontate. Mi ha sempre troppo forte così. Facciamo. Ecco signora, saluta, spero la signora stava salutando un parente, qua la vedono, signora là, quella col cappotto rosso, saluti signora, salutate, sì, ciao, esatto. Senti, andiamo al telegiornale per adesso, andiamo al TG. Chi fa così? No, dalla regia, la regia. Ecco, no, va bene, esatto, perfetto. Allora facciamo un piccolo TG. Dico naturalmente che le notizie che sono inserite, no, perché se no cominciamo, facciamo un TG divertente. Ora per il TG però non mi sono portato la sigla. Qual è la sigla del TG più famosa che conoscete? Il TG1, no? Come fa il TG1? Ta ta ta. Ma raga, siamo in chiesa, o prete se io già. Dovremmo farlo con un po' più di enfasi. Vabbè, facciamo così, vi divido a metà, questo da qua, dal camera, da qua voi fate ta 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 e poi ta 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 ta, tutti insieme ta ta, dico non ci vuole la laurea, giusto? Ta ta ta, da dire, dico. Allora cominciamo con loro, dai. Ta ta ta, ok. Ta 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 ta, tutti insieme. Allora fatevi un applauso, un pubblico favoloso. Ta ta.
casa. Allora, andiamo alle notizie, ora divento serio. Allora, Petrosino, che c'è? Una barzelletta che c'è tua bella, rupirito, Ma meraviglioso. vedi che non si fa l'affare suo? Cioè, ma Picciotti, ma dove siamo? Cioè io mentre sto parlando arriva uno, ma fa un barzelletta rupirito. Ma io non lo so, scusa. Di San Pedro, di San Pedro. Ci vuole. Ora, vediamo. Allora, cose le pazze. Sì, ormai io sono come Baglioni. A Baglioni c'è domani non me la raccanti quella sua maglietta fine, a me mi domandano Lupirito, Scendegata, tutte queste cose. Allora, meglio così. Allora, Petrosino, notizie dalla provincia di Trapani, questo è un TG trapanese. Allora, dipendente ruba legna in falegnameria, licenziato in tronco. È stato colto in castagno dal proprietario nei cipressi della fabbrica. Dopo il licenziamento del signor Giuseppe, gli amici hanno detto: dai Pino, non ti abbattere. Queste sono notizie chic. Allora, incredibile fatto successo a Salemi. Marito sterile, ma la moglie rimane incinta. È un miracolo. No, veramente. La donna sostiene che è successo dopo essersi recata in chiesa grazie ad un'Ave Maria. Dalla curia replicano: un fu un'Ave Maria, un Padre Nostro fu. Ora lo trasferire a Caltanissetta. Oh, c'è un pubblico fantastico. Guarda l'applauso, guarda che meraviglia. A Erice, una notizia che arriva da Erice, purtroppo arrestato il custode del cimitero di Erice per assenteismo. Durante le ore di lavoro andava in giro a fare la spesa. Il custode si difende: lo facevo solo nei tempi morti. Cioè, capito cosa vuole dire? Andiamo a Castelvetrano. Un uomo mentre sistema il tetto cade da 20 metri e chiede aiuto alla Madonna e rimane illeso. È un miracolo. Nel referto medico il medico ha scritto: ha preso solo una botta. Sì, una botta reculo, perché non si è fatto niente da 20 metri. Signora, notizia da Valderice, io lo dico con la politica. Il consiglio comunale si blocca. No, devo dire, no, per un peto, diciamo per un upirito, che diceva l'amico mio, avete fatto bene. I politici si incolpano l'un con l'altro, chiesto d'urgenza deodorante per ambienti. La notizia è stata riportata anche da Telesud e da numerosi giornali nazionali. Dal comune replicano che era normale fare un pirito, era una riunione di gabinetto, però pare che si sa, infatti i sospetti sono caduti su un consigliere che prima del peto aveva detto: in questo comune dobbiamo cambiare aria. Paceco. Ladro entra in casa di una donna anziana, ma l'arzilla vecchietta lo dissuade e lo invita a mangiare con lei. Immagina la potenza quella delle nonnine. Ma dopo la caponata di melanzana, il couscous alla trapanese, le busiate al pesto, le bruschette con la bottanica, la pastella del Berice, la salsiccia con le patate e i cannoli di dattilo, è stato il ladro a chiamare la polizia per sequestro di persone. Non è chi? Il ladro è stato condannato a 20 giorni di lavanda gastrica. Capite, mischino, andiamo adesso. Attenzione, ecco, parlavamo prima di spese documentate, delle carte di credito. Sapete che nel 2020 la moneta elettronica sarà molto invogliata da parte del governo, c'è il calo del contante. E pensate che a Castellammare del Golfo un signore ha scoperto che la moglie lo tradiva perché andava la moglie in albergo con l'amante e pagava con il bancomat. Tu immagini? Dall'estratto conto è risultato cornuto. Cioè, fermi. Tragedia sfiorata a San Vito Lo Capo e fanno sesso in auto senza il freno a mano inserito. Coppia finisce in mare al porto. Dalla capitaneria confermano, avevano una marcia in più. Sì.
Scopello, durante un matrimonio beve 30 litri di vino e finisce in coma etilico, mia mischino. Dopo il ricovero in ospedale adesso sta bene, però dopo le analisi si sono accorti che il sangue sa un po' di tappo, un pochettino. Allora, sfiorata una tragedia ad Alcamo, cade una radio dal secondo piano e colpisce un ragazzo trentenne in testa. Per fortuna non ha riportati grossi danni. La radio trasmetteva musica leggera, perciò diciamo che vigile. L'applauso perché leggi nel foglio. Ultime notizie. Custonaci. Allora, Custonaci cammina tutto il giorno con un serpente in mezzo ai pantaloni. Non ridete, e non se ne accorge. La scoperta, diciamo, l'ha fatto questo anziano agricoltore, l'ha fatto la sera, quando sfilati i pantaloni ha visto uscire il rettile. La moglie intervistata ha detto che se lo aspettava, visto che una volta del serpente c'era un uccello, ma è partito da tanti anni, diciamo ormai. Andiamo all'ultima notizia da Trapani. Signore, avete visto che Trapani c'è sempre vento, addirittura pare che nei prossimi giorni sono in arrivo previsti i monsoni, i famosi venti tropicali. Allertata... No, state non succede carabinieri, aspetta un momento. Buonasera, ma non è una notizia finta. Allertata la caserma di Trapani... Subito maresciallo, stanno arrivando i monsoni, presto, mettiamo in divise, picchiate i fucili, mettetevi in assetto di guerra. Mi diceva l'appuntato, maresciallo, ma i monsoni sono 20, 20, 30 la ma fermare, non è che ne lavoro. Che belle, queste sono le serate che a me piacciono di più, devo dire la verità. Che uno non si aspetta, già sull'11, vedi? State aspettando, quanto aspettate a me? Un'altra due pazzo io. Sto scherzando. No, accontento il signore con la barzelletta. Ma no, chi da rubire non la posso fare, no? Non lo posso. Ve ne racconto un'altra, molto famoso, però l'accontento. Allora. È una barzelletta che ho raccontato, sapete, vado spessissimo negli Stati Uniti, che ho raccontato veramente forse 10 anni fa in uno spettacolo nel New Jersey, l'abbiamo messa sul web e diventò praticamente la storia di una barzelletta famosissima, di un paese siciliano che quando le donne tradivano il proprio marito, non è che potevano avere no prete e ci dicevano padre ci feci con il mio marito, non era elegante, utilizzavano una parolina che conoscevano loro e il prete che ci diceva padre, scendicare. Sono scivolata, sta scivolata, il prete la capiva, si dice sorella, mi raccomando, 4 Ave Maria, 4 Padre Nostro, la famiglia, ogni tanto eravamo andati, padre, scivolata, purtroppo con questo Facebook, con questi social, noi eravamo andati, padre, scivolata, davanti a questo paese. Insomma, a un certo punto succede che questo prete viene spostato per alcuni giorni e ne arriva un altro che non sapeva questo fatto da scivolata. Perciò arrivò prima, a un certo punto la cristiana ci fa padre. Bambino capiscono tutto, lo sa. Padre, scendicare, barrino, sorella, e io che te posso fare? Padre, scendicare, ho capito, cangiati la soletta, metti scarpe nuove, fa qualche cosa, ma così le folli che siete, padre, scendicare. Ma che c'è in questo paese che scendicano tutti? Se ne vanno sindaco. Se vanno sindaco, dice signor sindaco, che venendo lei con nuovo dice abbiamo un problema, dice che problema c'è? Che i femminicidi? O sindaco che resate, no, resate. Dice signor sindaco, io lo capisco che lei ci viene a ridere, ma mi creda, qualche giorno veniamo in un giornale, qualcuno incide che sbatte all'ospedale, o sindaco che resate. E quando ci passa così, ci senta signor sindaco, è inutile che lei ride, che vi disse che sua moglie sta settimana ha scelto 3 botte, cioè per dire. Guardate, grazie veramente, queste sono io le serate che prediligo, dove tu non ti aspetti niente, dice si è riempita la piazza, perciò grazie per essere venuti, ma non per me si è riempita, ma perché aspettano la cassata, l'ha visto? Vero signore? Lo siciliano, signore, un'altra ora di mangiare un capè monente, lo siciliano aveva un pensiero qua, mangiare. Il siciliano quando si addormenta non la fa la preghiera a Gesù,
No, pensa, ma domani. Appena si susi, un pensiero avete oggi che mangiare. A pranzo, assettate questo muglierolato e un boccone ci dice, ma stasera che si fa? Ehi! Ma che siamo in guerra? Siamo? Che poi io quando cominciai a lavorare al nord, e così anticipo quello che succederà fra poco, no, io dissi ma mangeranno al nord? Certo, ma no, come ne eravate in Sicilia. Io mi ricordo una volta avevo fatto spettacolo a Zelli che esco dal teatro, allora questo mio amico di Milano mi fa da sei stato invito a casa mia, Inga ci sei meno male, Inga meno male proprio. Già fanno tutto take away ormai a Milano, non cucinano più, tu qualsiasi cosa chiamano e ci arrivano tutta a casa. Mi fa siamo in 4, ordiniamo 2 pizze. 2 pizze, ci sei in 4. E mi fa mezza a testa, rimaniamo leggeri, ci sei leggeri, cavoliamo, non leggeri. Dice, ma perché, aspetta, ma perché se eravate in Sicilia, stavamo in Sicilia, no, ma quando siamo 4, pigli 8 pizze. E ora, grazie all'applauso. Allora, questa è la scena principe del mio spettacolo, il buffet. No, ve lo dico, come funziona qua, che voi le date alle persone, però mi raccomando, una chianata tutte in capo, perché quando c'è un buffet, signora, io mi metto a parlare milanese, faccio finta con i canusci. Dici di dov'è? Sono di Milano, mica va lontano, faccio finta con i canoni perché so che davanti a 2 buffet, fra pochi istanti, si scatena la terza guerra mondiale, pare che non avessero mangiato. La differenza, se sta cosa era a Milano, tra il buffet di Milano e il buffet siciliano a Milano, sono tutti in fila, tu ti immagini se si lasciavano in fila, e noi trovano la fila, non ha fastidio, noi trovano la fila. Adesso tutti in fila col piattino e la forchetta. Che se c'è un siciliano dice ma che state facendo? E siamo in fila, chi tutta lì in fila, te credi? In fila sta. Oh. Siamo cassata. E allora, augurandovi veramente un buon Natale, che sia un Natale pieno di speranza, di gioia, ma soprattutto io dico sempre di salute e un poco di serenità, che forse sono le cose più importanti che possiamo veramente avere in questo periodo. Adesso, lo vedi, che prima era tutta, no, c'è magari in Chiavenna si sta vedendo uno spettacolo, allora siamo pronti e cassata sia. Buon anno a tutti! Aracio! Tagliamo avanzare, non c'è bisogno che ci disse niente stavolta. Esatto, mi raccomando, una alla persona, perché poi ci c'è una all'altra, domani mattina ma mangia colazione, capisci? Va bene, grazie a tutti, ciao!